realizzazione di un software, di un sistema che permettesse agli elicotteri di poter atterrare in qualunque posto anche in condizioni meteo avverse. L'elicottero non può atterrare se non su delle piste che sono tracciate. Con questo sistema invece è in grado di atterrare anche in luoghi dove il pilota non è mai arrivato, insomma. Ancora il comune di Pula, ecco là questo è l'altro, è quello che loro avevano una laguna che purtroppo però ogni volta che arrivava sia un mare troppo grosso ma anche la quantità di acqua piovane che arrivava determinava una dissalazione e quindi non la potevano utilizzare. E poi l'altro ancora era l'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, che ha tra l'altro vinto il primo premio allo SMAU e a cui sono seguite tantissime, voi forse non lo sapete ma adesso ci farete caso. Loro hanno pubblicato su tantissime riviste scientifiche, cioè loro volevano realizzare un sistema che fosse in grado di riconoscere il tumore del colon retto leggendo un'ecografia come la legge un ecografista, un super esperto. Quindi hanno messo a disposizione 14 anni di loro esperienza e hanno realizzato questo software per cui oggi è molto più facile riuscire a individuare. È già funzionante, dici? Sì, sono tutti funzionanti. Questi sono stati finanziati attraverso l'azione 131 del Ford First 2014-2020, partirà a breve la nuova programmazione, quindi nuovi bandi in cui sarà possibile per le pubbliche amministrazioni partecipare. Molto bene. Ecco, il gruppo ha vinto il primo premio dei European Innovation Procurement a Bruxelles, siamo stati premiati, c'ero anch'io, per il 2023. Non è un premio scontato perché c'erano tante nazioni molto agguerrite, insomma, e questa è stata una grande soddisfazione. Va bene Franca, io ti ringrazio davvero per... È stata velocissima. È assolutamente interessante e preziosa, e complimenti anche per il premio, per aver portato quei 4 mori con orgoglio con te durante la presentazione. Ora abbiamo il piacere di avere appunto Marina Adamo, amministratrice di Atlos SRL, una delle aziende più innovative a livello regionale, che è stata coinvolta in tantissimi progetti molto interessanti, in questo caso in particolare nel progetto che riguarda appunto il comune di Fonni, con il progetto AI Waste, se non sbaglio. Marina, benvenuta, ci senti? Sì, mi sento, grazie per questo invito, è sempre un'occasione molto stimolante quella di potersi confrontare con i territori e soprattutto poter anche raccontare quali sono state le esperienze che abbiamo realizzato. Nel momento in cui si lavora partendo da un presupposto che è quello di soddisfare proprio un'esigenza espressa da un territorio, allora il ritorno è sempre molto sfidante. Allora, io ho preparato una presentazione, non so se già la... Sì, la vediamo. Ok. Raccontacela pure, ti vediamo. Innanzitutto faccio una breve e velocissima carrellata di chi è Atlos. Atlos è una pensione delle ricerche perché siamo nati come un bando del 2008 per giovani laureati e al tempo avevamo praticamente realizzato un sistema di analisi del territorio. Quindi proprio nell'ambito di cui abbiamo potere. Poi nel 2010 siamo passati a dedicarci alla realizzazione di una piattaforma che si chiama Analytica per la realizzazione degli aspetti digitali, che poi è uno dei nostri core business.
Cioè già da allora, cioè già dal 2008, noi abbiamo iniziato a utilizzare le prime tecniche di intelligenza artificiale e poi questo elemento ci ha seguito per tutta la nostra storia. Nel 2020 abbiamo ottenuto anche la certificazione dell'Agid per quanto riguarda la piattaforma AICA e nel 2021 siamo coloro i quali in partnership con il CRS4 hanno realizzato robotica, cioè il primo robot umanoide realizzato interamente in Sardegna. Nel 2023, in relazione proprio agli appalti pre-commerciali e pre-competitivi, partecipando alle gare, siamo risultati vincitori di alcune gare molto importanti che ci hanno permesso di approfondire, di sviscerare e applicare quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre competenze in due ambiti, quello delle smart city e quello della smart rail. Allora, qual è il nostro modo, qual è la nostra visione? Quella di concepire la città e il territorio sempre in un modo nuovo, pensando al fatto che gli stili di vita sono dinamici e che bisogna sempre cercare di utilizzare la tecnologia per andare a migliorare quello che è il rapporto tra la vita privata e la vita professionale. Quindi i sistemi di intelligenza artificiale da questo punto di vista chiaramente offrono una prospettiva che in passato non era neanche immaginabile. Quindi noi forti di alcune tecnologie, insomma come sto a leggere ne vedete, abbiamo realizzato o stiamo realizzando dei prototipi, delle piattaforme che rientrano proprio nell'ambito di quanto si sta raccontando questa sera. In primis io vi presenterò la soluzione che è stata sviluppata, il prototipo di piattaforma che è stato sviluppato per il Comune di Fondi. Poi vi farò una breve panoramica anche per quanto riguarda un ulteriore progetto che è attualmente in corso e che è un progetto di ricerca e sviluppo che è Movis. E poi insomma mi fa piacere anche dirvi che quando Franca parlava del progetto che ha vinto il premio dell'azienda ospedaliera, anche in quel caso noi rientriamo nella compagine che ha realizzato una delle soluzioni che praticamente è stata che risulta essere stata più presente. Bene, complimenti allora anche a voi. Siamo molto coinvolti, diciamo. Trovo che i appalti pre-commerciali siano un ottimo strumento perché permette veramente di soddisfare le esigenze delle amministrazioni locali o delle aziende sanitarie mettendo le aziende nelle condizioni di partecipare e di essere estremamente, cioè di migliorarsi perché praticamente c'è una competizione anche tra le aziende. Quindi nel momento in cui le aziende sono in competizione veramente danno proprio il meglio di se stesse per arrivare a risultati che poi possono essere i più soddisfacenti per quella realtà specifica ma che poi abbiano importanti ricadute a livello generale. Allora, andiamo avanti e quindi parliamo della piattaforma integrata per la tracciabilità e l'ottimizzazione economica ed energetica del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani. Io ho voluto impostare questa presentazione inserendo questi punti che erano i desiderata del Comune di Fondi, cioè arrivare a fare la misurazione del peso effettivo dei rifiuti conferiti, sia per quanto riguarda l'utenza domestica che non domestica, e quindi arrivare a quella che è la TARIF, cioè il calcolo della tariffa puntuale. Un sistema di controllo della raccolta dei rifiuti, l'ottimizzazione dell'attività degli addetti alla raccolta dei rifiuti e una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza in relazione alla corretta gestione della raccolta differenziata, ma anche la possibilità di semplificare l'accesso alle informazioni da un lato da parte dei cittadini e dall'altro da parte della stessa pubblica amministrazione. Il progetto, come si diceva, è stato finanziato con i fondi assegnati mediante il bando promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA ed è stato promosso da Sardegna Ricerche.
Qual è l'architettura di iWaste? Allora, si parla di sistema integrato, di piattaforma integrata perché è un insieme di hardware e di software. Questo progetto è stato realizzato da un RT dove Atlas era capofila e l'altro partner è la società KISS, che si è occupata nello specifico per esempio della realizzazione della rete LoRaWAN. Sono delle antenne che sono state installate su lampioni o edifici a seguito di opportuni sopralluoghi all'interno dell'abitato di Fondi. Una piattaforma software web-based che nello specifico ha realizzato proprio Atlas e poi la realizzazione di un bidone intelligente. Questo bidone intelligente è frutto di una tecnologia integrata. È scaduto il programma? Possiamo recuperarlo, sì. Beh, adesso vediamo di recuperare un attimo il collegamento con Atos, che è una realtà interessante. Che dite se passiamo già, diciamo, al prossimo relatore, visto che ci siamo? Noi abbiamo la bellezza di 3 start-up che andremo a intervistare questa sera. Va bene Franca, grazie, un applauso a Franca. Così utilizziamo i tempi, nel frattempo possiamo invitare a raccontarci la sua esperienza. Direi magari di chiamare Claudia Pala, è qui tra noi. Ecco qua. Non ti aspettavi di essere chiamata così a bruciapelo, Paolo? Claudia, e invece hai visto quante sorprese in questa notte dei ricercatori. Allora, poi spiegheremo comunque a Marina che facciamo questo scambio, ok? Allora, abbiamo il piacere di avere qua con noi Claudia Pala, una giovane imprenditrice, una start-upper, e lei conduce appunto una start-up, quindi un'impresa innovativa che si chiama, se non sbaglio, Dal mare profondo allo spazio, oppure ha un nome preciso, puoi parlare col microfono. Mi sentite? Buonasera a tutti. Raccontaci pure della tua esperienza. Sì, diciamo che nel riassunto appunto del mio intervento di stasera si è voluto un po' raccontare quello che è stato il mio percorso professionale che mi ha portato a rientrare in Sardegna dopo 12 anni vissuti all'estero a lavorare prevalentemente come ricercatrice, dove appunto mi sono occupata inizialmente di ambienti marini profondi e poi di spazio, e quindi ho supportato, come dire, le missioni degli astronauti lavorando nel Dipartimento di Human Space Flight, e quindi collaborando ad un progetto con l'Agenzia Spaziale Europea, che è stato poi il progetto che mi ha dato il coraggio per entrare in Sardegna e quindi intraprendere questo percorso di rientro che ha coinvolto me, la mia famiglia e i miei 2 bambini. Siamo rientrati in Sardegna da 4 mesi, quindi siamo appena arrivati e abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto di rientro anche con un mio in primis amico delle superiori che ho rincontrato a Breme in Germania dopo diversi anni, che lui lavora appunto nell'azienda presso la quale avevo lavorato io in Germania. Lui è un ingegnere di telecomunicazioni e quindi abbiamo iniziato a pensare a questo progetto di rientro che è stato finanziato da Sardegna Ricerca col voucher Insight, quindi noi non ci siamo ancora costituiti, ma siamo nella fase di validazione dell'idea. Okay. E quindi diciamo che la nostra startup tratta di monitoraggio innovativo, monitoraggio dell'ambiente innovativo, quindi utilizzando tutto un sistema di sensoristica che ti consente di rilevare dati ambientali in tempo reale e poi trasmetterli. Appunto la ragazza dell'intervento di prima parlava del VRAN, che è praticamente la stessa tecnologia che andremo ad utilizzare noi per la trasmissione dei dati a mare alla stazione centrale, quindi parliamo anche in questo caso di Internet of Things, quindi Internet delle cose, e quindi diciamo questo è un po' l'obiettivo della nostra startup. Ok, quindi
andate appunto a monitorare in maniera più dettagliata alcuni spostamenti con un obiettivo particolare? Beh, diciamo che c'è una carenza importante di dati ambientali e questo determina tutta una serie di ricadute a livello anche economico. Andremo a supportare quindi realtà come per esempio le cooperative di pescatori, ma anche gli impianti dell'acquacoltura, quindi comunque un settore economico e produttivo fortemente legato alla realtà sarda, ma anche situazioni o enti legati al turismo. Quest'estate, giusto per citarne uno, si è verificato un evento abbastanza importante, disastroso a Santa Teresa di Gallura, dove hanno dovuto chiudere le spiagge nel picco della stagione proprio ad agosto, e questo purtroppo, al di là della perdita economica, è sicuramente anche un marchio purtroppo di immagine che Santa Teresa di Gallura si porterà dietro per diversi anni. Oppure anche dare supporto alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, quindi intensificare i monitoraggi per avere comunque anche delle acque più sane, più pulite, più sicure, e quindi con tutta una serie di benefici che poi andranno a garantire non soltanto il settore economico, appunto come dicevo, del turismo, della pesca e dell'acquacoltura, ma anche dei singoli cittadini. Ecco. Certo, perché comunque la salubrità delle acque rimane ovviamente un tema fondamentale anche per la fruizione di quello che è, diciamo, un'isola circondata dal mare. È molto interessante la tua storia imprenditoriale, collegata anche a quella che è la storia personale, quindi di chi decide, dopo aver fatto un'esperienza anche lunga fuori dalla Sardegna, fuori dall'isola, di tornare qua per provare a fare impresa, appunto. Tu dove hai condotto la tua vita professionale e personale prima di decidere 4 mesi fa di rientrare qui? Dove ti trovavi? Io sono andata via dalla Sardegna a 19 anni e sono ritornata a 42 anni, quindi dopo 23 anni. Però sì, ho studiato ad Ancona, ho fatto il dottorato di ricerca a Parma. Durante l'ultimo anno del dottorato di ricerca ho vinto una borsa di ricerca appunto per condurre delle analisi importanti presso l'Istituto di ricerca di Monaco di Baviera, con l'idea di fare un'esperienza di 1 o 2 anni. In realtà poi diciamo che la curiosità e poi anche l'interesse via via crescente per quanto riguarda gli aspetti del molecolare mi hanno consentito poi di trasferirmi a Brema e di lavorare al Max Planck Institute per la microbiologia marina, che comunque sono delle eccellenze nell'ambito della ricerca europea ma anche a livello mondiale, e questo appunto poi mi ha consentito, perché diciamo che un aspetto importante, al di là del fatto che sicuramente la Germania investe molto nel campo della ricerca, è che ti dà la possibilità di avere degli strumenti interdisciplinari, tant'è vero che io, essendomi poi specializzata per quanto riguarda il settore della microbiologia marina negli ambienti marini profondi, poi sono riuscita comunque a lavorare ad un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi questo per dire la possibilità, appunto, un mercato del lavoro sicuramente molto innovativo a cui magari la nostra regione o la nostra nazione dovrebbe puntare. Questo ti consente poi appunto di spenderti in altri ambiti, ecco, in altri ambiti professionali. Quindi ecco, diciamo che appunto concluso il dottorato di ricerca a Monaco di Baviera mi sono trasferita a Brema, proprio perché a Brema c'è un centro d'eccellenza per lo studio della microbiologia marina, e mi sono focalizzata prevalentemente, adesso non sto qui a tediarvi con le tecniche molecolari che ho utilizzato, però prevalentemente mi sono occupata di disegnare delle sonde di RNA che andavano a legarsi al DNA dei microrganismi che poi volevamo identificare e visualizzare, e poi appunto cambiando settore, diciamo che le 2 gravidanze mi hanno dato la possibilità poi di fare delle pause e riflettere, e infatti appunto in occasione della seconda gravidanza poi ho ricominciato a lavorare con OHB, che è appunto questa azienda che si occupa di spazio. Ecco. È interessante, anche perché è un tema molto caldo. Ok Claudia, adesso torniamo a ascoltare un po' l'esperienza di Marina, anche perché è molto interessante. Tu rimani pure se vuoi, anche perché ci sono delle connessioni tra quello che fate voi, state facendo, e quello che invece Atros fa da un pezzo. Marina, mi senti? Sì, mi sento, Perfetto.
C'è stato appunto questo sfido tecnico, ma non ci ancora siamo. condivisione delle Sì, slide? ti vediamo ancora le tue slide, perché possiamo, se vuoi, riprendere. Noi appunto con Mario parlavamo di monitoraggio dell'ambiente, che è un po' quello che appunto andate a fare, ci raccontavi dell'esperienza a Fondi, era arrivata la slide che spiegava come funzionasse AI Waste, quindi ti prego di ricominciare pure da lì, era forse la sesta o settima slide. Cerca, se vuoi, di raccontarci tutto, magari in 5-8 minuti, se riesci. Va bene. Allora, Che era quella slide con i bidoni. Sì. Sì, la vedete? Sì, dicelo pure in parole povere, anche come funziona un po' questo sistema che avete inventato, progettato, brevettato e applicato in sostanza. Allora, quindi dicevo, il bidone ha dei sensori di peso e ha un tastierino, quindi permette praticamente all'utente di prenotare il ritiro. Quindi il bidone è multifunzione, per cui è un unico bidone, quindi con il quale si può conferire l'umido, con il si può conferire la carta, si può conferire la plastica, eccetera. Tutto questo ci permette chiaramente di raccogliere dati sui rifiuti differenziati e di fornire dei servizi non soltanto al cittadino, ma dei servizi anche all'amministrazione comunale e dei servizi anche all'azienda stessa che si occupa della raccolta differenziata. I vantaggi principali quali sono? Vado veloce. Sono la riduzione chiaramente dei costi, perché nel momento in cui viene fatta la prenotazione del ritiro significa che i mezzi che sono deputati alla raccolta non fanno un giro completo a prescindere, fanno un giro che è funzionale al ritiro dei rifiuti per i quali è stata chiesta la prenotazione. Quindi non ci sono mancati ritiri perché c'è un controllo del ritiro, perché era un'altra delle problematiche che il Comune di Fogna aveva evidenziato, evita anche il riempimento eccessivo dei bidoni e ci permette di fare un'analisi della produzione dei rifiuti e naturalmente il fatto che ci sia un minor traffico veicolare dei mezzi, che sono mezzi pesanti in un centro abitato come può essere quello di Fondi, ci porta anche a una riduzione delle emissioni e a una riduzione anche del consumo di carburante. Questo è il bidone intelligente, perché è proprio lui. Ci permette di identificare chiaramente il cittadino, di monitorare e analizzare i dati di riempimento e di peso in tempo reale e di fornire informazioni che aiutano a evitare la raccolta di rifiuti da contenitori stradali che possono essere vuoti o semivuoti. Quindi si prenota il ritiro soltanto nel momento in cui il bidone è idoneamente pieno e caricato. La piattaforma è una piattaforma che ha tre modalità di accesso, un lato per i cittadini, un lato per l'azienda che si occupa della raccolta e un lato per l'amministrazione. Quindi in questo modo il cittadino ha la possibilità di vedere lo storico della produzione dei propri rifiuti, di visualizzare la TARIF, di vedere per applicare quello che è il principio più importante, cioè pago effettivamente soltanto per quello che produco. Interagire anche con un assistente digitale per ottenere tutte quelle che possono essere le informazioni più importanti per quanto riguarda il corretto svolgimento della raccolta differenziata o eventuali dubbi sul conferimento, eccetera. Ed esprimere anche il proprio livello di soddisfazione. Dal punto di vista invece dell'azienda che è deputata al sistema di raccolta, il portale permette di gestire i veicoli di trasporto, come dicevo, di calcolare il percorso ottimale, tenendo conto appunto delle prenotazioni e di monitorare l'attività di raccolta in tempo reale. Lato amministrazione dà la possibilità di analizzare lo storico dei dati sulla produzione dei rifiuti, di far pagare al cittadino soltanto appunto quello che viene prodotto
di analizzare i comportamenti dei cittadini, perché i cittadini sono identificati, e di analizzare il livello di soddisfazione dei cittadini e raccogliere anche eventuali segnalazioni. Quali sono ulteriori elementi di innovatività rispetto a quello che erano i fabbisogni espressi dall'amministrazione di fondi? È stata un'innovazione di processo, appunto quella di introdurre anche un sistema di car tracker e il sistema di intelligenza artificiale, quindi attraverso degli algoritmi di machine learning e di deep learning abbiamo avuto la possibilità di ottimizzare i percorsi nel processo proprio di raccolta di rifiuto e di poter anche analizzare quelli che erano i vari segnali di alert relativi all'attività di conferimento. Inoltre, l'ho anticipato, noi ci occupiamo di assistenti digitali come attività prevalente sotto un certo punto di vista, e quindi è stato integrato anche un assistente digitale per aiutare i cittadini nel passaggio a questa attività che è stata gestita in maniera sperimentale per un periodo di tempo. Dal punto di vista, questi che vedete, questi dati sono relativi agli utenti che sono stati coinvolti. Le tempistiche di avviamento della piattaforma sono state abbastanza rapide. Se questa piattaforma venisse utilizzata per 5 anni avremmo un ROI del 150%. Addirittura. Okay. Oltre che una marea di dati. Chiaramente è un prototipo, ovviamente è un prototipo, quindi per esempio un'altra cosa che si potrebbe fare, noi vi abbiamo fatto vedere, vi ho fatto vedere il bidone, che è quello per le utenze domestiche, lo stesso sistema può essere utilizzato e applicato anche per bidoni per utenze industriali, per utenze di imprese. Essendo un prototipo, chiaramente anche il bidone è un prototipo, quindi i costi di realizzazione di N bidoni per passare dalla fase di prototipo alla fase di prodotto si dovrebbero creare delle sinergie con aziende che realizzano bidoni per raggiungere delle economie di scala che rendano la diffusione dei bidoni a livello cittadino competitiva dal punto di vista economico. Mentre sempre nell'ambito che ci interessa, che è quella della rigenerazione urbana, in questo momento siamo impegnati in un nuovo progetto. È proprio in corso un nostro progetto di ricerca e sviluppo finanziato da Sardegna Ricerche, si chiama Mobis, ed è una piattaforma che è volta praticamente a ottimizzare quella che è la mobilità sul territorio. Un progetto che nasce praticamente per le smart city o per città di grandi dimensioni, ma non solo, a livello regionale, per quanto riguarda, abbiamo pensato per esempio alle città metropolitane. Quindi attualmente noi abbiamo tantissime fonti informative, ma tutti questi dati devono essere messi a sistema, devono poter dialogare tra di loro, deve esserci un collettore di dati che raccoglie appunto tutta la sensoristica che a livello cittadino è presente, e anche sfruttando le reti del 5G abbiamo la possibilità, con una piattaforma che è quella che stiamo sviluppando, veramente di restituire al cittadino una città o un territorio a misura di cittadino. Qual è la vision? Insomma, più o meno l'ho detto, quindi mettere al centro le esigenze dei cittadini. È quella di raggiungere una sostenibilità che sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale ed economico. La piattaforma Mobis permette in sostanza e in sintesi di allineare, di contemperare quella che è la domanda di mobilità dei cittadini con cittadini o turisti, cioè quindi chiunque insiste su quel territorio e che ha delle esigenze di mobilità, con quella che è la relativa offerta che può essere di mezzi pubblici ma non solo. Quindi la piattaforma permette di prevenire, controllare, simulare, aiutare a ottimizzare quella che è la gestione della mobilità a livello urbano. Diciamo che l'ho già detto, in sostanza abbiamo appunto la piattaforma che stiamo realizzando è un sistema di supporto alle decisioni.
che quindi sarà utile per le amministrazioni, in modo tale da offrire un supporto da un punto di vista di interventi volti a preservare gli aspetti qualitativi o quantitativi della mobilità urbana, programmare in maniera più scientifica, cioè basata su una fonte di dati verificati, monitorare il traffico veicolare e proporre delle soluzioni di ottimizzazione dinamiche, non delle soluzioni relative a dei problemi che emergono e che nel momento in cui praticamente si va a implementare. Stiamo parlando di soluzioni dinamiche. Perfetto. Questa è l'architettura, praticamente abbiamo un sistema destinato alla visualizzazione e all'analisi dei dati della mobilità urbana in tempo reale, che praticamente discende dalle richieste degli utenti. Abbiamo un sistema di forecasting che è destinato a prevedere gli output, cioè per esempio qual è il numero di autoveicoli in una determinata strada in una specifica ora, e abbiamo un sistema che permette ai cittadini di acquistare proprio i servizi di mobilità di cui hanno bisogno in ragione di quel determinato giorno, ora e momento specifico o esigenza specifica. E niente, questi siamo noi. Ecco qua. Marina e Alessandro. Marina e Alessandro, complimenti per quello che fate, direi un applauso anche a voi. Grazie, è sempre molto, come dicevo prima, gratificante anche raccontare quello che facciamo, perché comunque la nostra è sempre un'attività di ricerca e sviluppo fondamentalmente, altro vuol dire sfida, e ogni volta affrontiamo una nuova sfida. E molto spesso lo facciamo però chiusi dentro il nostro ufficio, nelle nostre stanze, e poter poi invece dare visibilità del lavoro svolto è sempre un piacere. Grazie a voi per l'invito. No, grazie a voi ancora, poi anche perché se posso appunto vedere che poi in Sardegna c'è una realtà che è così avanti, e lo è da tempo, insomma, da ancora prima di questa estate, di questa ripresa di quello che riguarda comunque l'AI, l'intelligenza artificiale. Dicevo estate perché c'è stato un periodo chiamato inverno dell'intelligenza artificiale, quando nessuno ne parlava più. Atros ha guardato in quella direzione da quasi 20 anni all'incirca, no? Diciamo che noi abbiamo iniziato a parlarne quando non ne parlava ancora quasi nessuno, e infatti facevamo molta fatica a farci capire. Adesso farci capire e anche farci ascoltare, devo essere sincera. Adesso siete prendi, se ci fosse un Atros SPA con scritto AI avreste già finanziamenti di ogni genere, per dire. Da questo punto di vista diciamo che Sardegna Ricerche sa essere al passo e sempre dal lato delle aziende, in questo caso ha dimostrato di poter essere vicina anche alle esigenze delle amministrazioni. E quindi nel momento in cui fa da collettore tra un soggetto che normalmente ha una domanda e un altro soggetto che ha un'offerta, ha un'esperienza, ha delle competenze, allora insomma è un processo virtuoso. No, ma infatti, come dicevi tu, è bello che se ne parli, che si racconti anche di queste esperienze qua, made in Sardegna, che poi cercano di dare una mano appunto al sistema Sardegna stesso. E ben venga appunto per l'assistenza e comunque il supporto anche economico-finanziario dato da Sardegna Ricerca in realtà come questa. Molto curioso sia il progetto legato diciamo all'AI applicata alla raccolta differenziata, comunque in un posto come Forni, una raccolta sartoriale su misura, perché effettivamente poi i sistemi diciamo in un futuro molto molto prossimo potrebbero permettere questa evoluzione, e anche il discorso di Mobis che va ovviamente a sposare tutto quello che è il trend delle smart city, perché no, appunto anche in Sardegna. Diciamo che si tratta comunque di scenari molto interessanti. Alla base di tutto mi pare ci sia comunque il monitoraggio dei dati e l'utilizzo dei dati, quindi il monitoraggio, per cui anzi prima ancora raccolta dei dati con vari sensori, monitoraggio e studio, qui analisi, capacità computazionale, e poi comunque le connessioni date dalla VLAN, connessione 5G e servizi, output, insomma, per le persone. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere, Marina, sulla tua esperienza? Proprio rapidissimo, in un minuto. Vorrei aggiungere una cosa, cioè il fatto che
si abbia la possibilità di fare in modo che ci sia un'evoluzione, cioè io prima ho accennato velocemente al primo robot nato in Sardegna, interamente appunto made in Sardegna, robot conversazionale. Questo progetto è del 2023, adesso il 2024 è quasi finito. Era un progetto effettivamente molto innovativo, però il tempo scorre molto veloce, quindi la possibilità che ci sia anche da parte del Comune di Ciuffondi un giusto riconoscimento, adesso mi dispiace che non ci sia la sindaca, però il riconoscimento di una visione che loro hanno avuto, noi abbiamo realizzato ciò che a loro serviva o che loro hanno pensato che potesse essere utile, ma non è utile solo per il Comune di Fondi. Quindi certo, esportare quest'idea a livello di altre realtà in un'ottica di riuso, come normalmente si dice, potrebbe essere un passo successivo da tenere in considerazione, cioè altre amministrazioni potrebbero essere supportate in un'ottica di riuso a utilizzare o a sperimentare soluzioni che sono state sviluppate nell'ambito di questi progetti che sono gli appalti precommerciali o gli appalti innovativi. Beh, certo, voi state validando un po' il sistema, poi una volta validato su piccole realtà, poi perché no, scalare anche su altre. Va bene Marina, io ti ringrazio ancora, interessante anche il progetto robotica. Buona serata. Grazie e buona serata a te e Alessandro, grazie ancora. Buona serata a tutti, grazie. Bene, come vi è sembrata la storia di Atlas? Interessante, vero? Ce ne fossero, qui direbbero. Bene, siamo qua ancora con Claudia, grazie per aver un po', diciamo, cominciato il tuo intervento. Altre due domande che mi sono venute in mente nel frattempo. La tua realtà appunto si basa poi sul monitoraggio dei dati, in questo caso dati di ambienti sottomarini principalmente. Di ambienti marini, sì, ambienti marini che possono essere costieri oppure a largo, ma è un sistema comunque che può essere utilizzato in qualsiasi contesto acquatico ma anche a terra. Diciamo che noi nasciamo come biologi marini, quindi vogliamo iniziare ad intraprendere la nostra idea di impresa in questo settore. Diciamo che appunto l'innovazione poi sta anche nel creare un sistema modulare e quindi anche customizzabile a seconda delle esigenze dei clienti, cioè non è un sistema fisso, le sonde, i sensori si possono aggiungere, si possono togliere a seconda delle esigenze dei clienti. Quello che stiamo anche andando a fare adesso con la validazione dell'idea tramite appunto il voucher, il site di Sardegna Ricerche, è andare ad accogliere e a sentire, ascoltare quali sono i bisogni dei nostri clienti, e quindi anche perché non vogliamo creare degli strumenti sofisticati, costosi, ma vogliamo cercare di, diciamo, accogliere le loro richieste trovando delle soluzioni anche a basso costo, perché è chiaro che al mitilocultore, al pescatore non gli puoi andare a vendere un sensore sofisticato e dice sì, va bene, bello, molto utile, ma io sinceramente non ho i soldi per potermelo permettere. E diciamo che appunto la carenza di dati, anche in questo caso torniamo al problema dei dati che mancano, e poi avendo i dati abbiamo gli strumenti per poter intervenire tempestivamente, quindi trovare delle soluzioni ad hoc e quindi evitare dei disastri ambientali, dei disastri economici. Quindi questa è sicuramente la nostra idea. È fondamentale per una startup, per un'impresa, andare a risolvere un problema, ma anche contestualizzarlo in quello che è il settore economico, perché appunto è una soluzione accessibile poi alle imprese che potrebbero acquistare quel prodotto barra servizio. Assolutamente. In virtù della tua esperienza di persona che ha studiato, laurea nel continente, diremmo qua, no? Sì, ricercatrice, dottorando, esperienza in Germania e poi decide di rientrare. C'è qualcosa che in un minuto vorresti dire ad esempio a dei giovani che si affacciano al mondo dello studio oppure della ricerca o che vorrebbero farlo? Allora, sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda la mia esperienza è stato importantissimo andare fuori, andare all'estero.
a volte sento dire perché questi giovani se ne vogliono andare, vogliono lasciare la Sardegna, è bene che vadano via, è bene che facciano delle esperienze all'estero, è bene che acquisiscano delle competenze forti. Vedi la mia esperienza, sono riuscita a partecipare ad un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, probabilmente se fossi rimasta in Sardegna non avrei avuto questa possibilità. Imparare le lingue è importantissimo, l'inglese, il tedesco nel mio caso, e lo spagnolo dovuto ad un'esperienza Erasmus che ho fatto durante gli anni dell'università. Quindi comunque imparare le lingue è importantissimo, è importantissimo formarsi, per quanto gli strumenti che abbiamo qui in Sardegna siano molto validi. Ho studiato in un liceo scientifico di Bitti che mi ha dato gli strumenti appunto per delle ottime basi per poi proseguire i miei studi universitari e post. Però poi è importante dal mio punto di vista tornare, perché la Sardegna ha bisogno di noi, ha bisogno di idee innovative, di persone motivate che vogliono contribuire alla crescita di quest'isola, della nostra terra. Si può fare, insomma, la storia di Claudia un po' ce lo testimonia. Va bene, direi un applauso appunto anche a Claudia. Grazie per il tuo supporto e apporto e per le cose molto interessanti. Ben venga Erasmus in Spagna, perché è assolutamente informativo ma anche molto divertente, quindi se avete figli, nipoti che ci stanno pensando, sì, la risposta è solo sì, senza se e senza ma. Grazie. Prego, grazie a te. Avrei piacere adesso di chiamare un ragazzo che ho conosciuto prima, Emanuele Gosano. Gosano? Scusa. Emanuele Gosano, che ci racconterà appunto la sua esperienza con un'altra startup, Agritech, una startup che utilizza innovazione digitale e appunto l'intelligenza artificiale applicata al campo dell'agricoltura e del settore agroalimentare. Quindi andiamo a vedere come uno startup e quindi un innovatore stia hackerando, tra virgolette, quello che è il tema agroalimentare, quindi una delle architravi di quella che è l'economia in Sardegna. Emanuele, raccontaci Agritech. Dicelo in 2 minuti, che cosa fate? Allora, innanzitutto Agritech è stata un'esperienza, più che un'esperienza, un punto di incontro fra 3 elementi che si giravano attorno da diverso tempo e che poi l'hanno composta. Infatti i fondatori siamo in 3, ci sono io da una parte, c'era chi veniva da una... È acceso? No, forse no, perché l'ho messo in grazie. Ah, era spento? Sì, ho visto rosso e mi sembrava acceso, che normalmente alla rosso. Comunque, quindi in realtà... Vai. Quindi è stato un punto di incontro fra tre elementi che si stavano girando intorno da un po' di tempo. Chi veniva da una parte più di campo, di esperienza agronomica, chi veniva da una parte più di sensoristica applicata appunto al sistema di supporto decisionale, chi invece tutta una parte tecnica, elettrotecnica, ingegneristica. Ci giravamo sempre intorno e abbiamo detto: ma perché non stabilizziamo questo rapporto e ci facciamo appunto un riconoscimento formale? E così è stato. Percorso classico quindi di incubazione, supporto vario a vari livelli anche ovviamente da Sardegna Ricerche, quindi un primo non è stato un bachelor, è stato un bridge, poi adesso altri strumenti di come dire, approfondimento dei discorsi su agroindustria. Come dire, abbiamo cercato di essere abbastanza orizzontali, riusciamo a fare sia la parte di ricerca sia la parte di mercato, forse zoppicchiamo leggermente di più sul mercato, ma non ce ne stiamo granché preoccupando in questo momento, in questo preciso momento. Poi ovviamente siamo in rampa di lancio su tutta una serie di possibilità e di altri aspetti. Sì, diciamo che è una fase conoscitiva che, come dire, ci porta sempre alla realtà il confronto con gli operatori di settore, quindi è quello anche che ci sta dicendo: vabbè, prendiamoci il tempo che ci serve, abbiamo una piccola base di clienti, ovviamente clienti, di persone che come dire, ci danno fiducia, ci danno tantissimi feedback, e quindi anche chiamarli clienti a volte è molto riduttivo. E quindi pian piano stiamo andando verso questa direzione. Adesso si usa chiamarli partner, okay? Sono come dei partner dell'azienda in qualche modo, anche se poi acquistano un tuo servizio o un prodotto. Sì, dai. Quindi a voi come diciamo, è venuto in mente di iniziare questa esperienza Agritech? Un po' ce l'hai detto, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto scaturire una scintilla dove ti sei detto: ok, dobbiamo farlo perché è il momento giusto per farlo.
ed è necessario portare avanti questa innovazione? È stato sempre tutto casuale, sinceramente, non c'è mai stata una scintilla, è stato proprio un corso di eventi che ci ha portato verso dove siamo adesso, e quindi più che casualità mi è capitato un libretto in mano di Jung ieri che parlava di sincronicità, e quindi togliendo la parte, diciamo, di casualità come casualità intesa, ma invece come movimento inconscio del tuo sé che va verso un qualcosa di sincrono. Quindi... Siamo finiti già a Jung, è un attimo poi che iniziamo a parlare di psicologia e via. Una curiosità, raccontaci proprio un'applicazione, diciamo, effettiva di Agritech su un'impresa che puoi prendere come esempio. Allora, la base adesso è ovviamente tutta la parte di sistema di supporto decisionale, che è quella che è un po' più stabile da più di un decennio forse, che deriva anche dall'esperienza appunto di un partner che poi è stato anche fondatore di Agritech, e quindi la classica campanina che viene messa in campagna, stazione meteo, che ti dà tutta una serie di indicatori orari di quello che è l'ambiente. Da lì tutto il mondo delle ricerche negli anni ha studiato sia in vitro che poi in campo in condizioni controllate come fosse lo sviluppo di funghi, insetti, patogeni vari, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo si va a fare una sorta di supporto decisionale facendo arrivare un messaggino sul cellulare dicendo: guarda che c'è un problema, potrebbe essere più o meno grave, verifica che cosa sta succedendo. E questo cosa vuol dire? Sia che ti dà il supporto quando c'è il problema, ma soprattutto che ti dice quando non c'è il problema. E questo cosa vuol dire? Sia risparmiare, ma soprattutto evitare di trattare e quindi di inquinare tutto l'ambiente circostante in n maniere. Quindi questa è l'applicazione base. Poi dopodiché c'è tutto un sviluppo, ovviamente trattandosi di dati, ogni volta che c'è un dato tutti cerchiamo di valorizzarlo nel maggior modo possibile, quindi prenderlo, distribuirlo, riusarlo. C'è tutta la parte gestionale che però sottintende anche la parte di efficienza aziendale, come lo prendiamo, come lo elaboriamo, appunto è tutta questione di apprendimento di macchina, e quindi qua si aprono tutti i capitoli di intelligenza artificiale, chiamandoli così in maniera abbastanza veloce. E quello è poi un'altra parte dell'organo, soprattutto in via di sviluppo proprio dentro l'azienda. Okay. Per quanto riguarda la tua formazione personale, tu prima di diventare start-upper cosa facevi? Io avevo una felicissima vita professionale da dottore agronomo. Quindi un agronomo? Facevo tutt'altro. Nel 2015 appunto uno partner, come dicevi prima, mi prese per l'orecchio e mi dice: fatti il patentino da drone perché mi serve che devi fare questa cosa. Io non stavo assolutamente pensando a fare quello, e appunto per casualità mi ci trovo in mezzo, e da lì poi è iniziato una cosa tira l'altra, e quindi si è creato tutto quello che è stato. Tutto questo percorso più, diciamo, orientato all'innovazione. Hai citato appunto l'intelligenza artificiale, o meglio l'analisi dei dati, lo sviluppo che adesso va sempre inteso sotto questo grande cappello dell'AI. C'è qualche aspetto legato, visto che si parla tanto all'intelligenza artificiale, che vuoi sottolineare, che voi andate a proporre e utilizzare all'interno della vostra startup? Allora, a parte tutta la classica analisi di big data, c'è tutta una possibilità offerta anche dall'avvicinarsi verso l'utente finale di tutta una serie di possibilità, di nuovi modelli, insomma, per farla breve, di andare proprio sul semplice. Per fortuna, e questo è diciamo un ringraziamento che deve essere fatto proprio al mondo esteso della ricerca, che c'è questo tipo di semplificazione anche della possibilità di fruizione delle soluzioni di nuovo semplificando dell'intelligenza artificiale, e lì un po' stiamo cercando di andare, quindi proprio verso a fianco all'operatore che sta generando il dato. Cerchiamo proprio di avvicinarci il più possibile lì dentro e di capire come semplificare la vita, invece che possibilmente complicarla, come a volte ci accorgiamo di fare. Ci sono stati anche diversi fallimenti nel percorso di impresa, e uno dei fallimenti, chiamiamoli così, o comunque dei feedback negativi che possiamo avere è quando
complichiamo la vita alle persone, che non ce ne accorgiamo magari subito. Può essere una cosa anche descritta come interessante, però a volte è anche una sofferenza dover avere a che fare con troppa tecnologia, soprattutto con persone che hanno a che fare ogni giorno con un lavoro manuale, con un lavoro anche che semplicemente la tecnologia non ti permette di usarla perché hai le mani impegnate, è pericoloso usarla in quel momento, ti puoi fare male, ti puoi ferire, hai le mani sporche, non riesci a toccare il cellulare, elevate n dimensioni di problemi. Okay. Te l'ho messa lì per fare. E allora, visto che appunto l'hai citato, qual è il modo attraverso il quale tu rendi più semplice magari la vita o comunque il business di un'azienda del settore agroalimentare? Domandona. Per quanto riguarda Agritech, sì. Per quanto riguarda Agritech, lì è quello che è importantissimo avere il feedback e cerchiamo di semplificare quanto più possibile anche il tipo di risultato che andiamo a dare. Questo forse è quello che ci impegna molto di più, perché ogni volta che otteniamo un risultato che lo posso leggere io, lo può leggere magari un collega, per noi magari è anche significativo, però alla fine di tutto, stringendo, questa roba deve o farti risparmiare soldi, allora accetti magari di avere un po' più di tempo dedicato alla tecnologia, o altrimenti deve essere un qualcosa che se non altro non ti porta via più tempo. Quindi anche se dobbiamo fare delle scelte, tagliare eventualmente il risultato fornito per semplificare al minimo indispensabile. Ok, voi avete già, diciamo, dei software che possono essere applicati, dei prodotti che possono essere già venduti e proposti? Abbiamo, sì, ma più che altro appunto in semplificazione sono tutti strumenti potenzialmente di riconoscimento immagine, perché è la cosa che più facilmente viene da fare quando sei in campagna, quando sei in giro, dire ok, che tipo di problema può essere, e quindi lavorare anche con riconoscimento dell'immagine per capire uno stadio fenologico, e quindi che paradossalmente è facile farlo perché una fotografia per noi significa una calibrazione migliore del modello. Quindi una nostra esigenza un po' più ampia, in questo forse è un esempio, ritornando a prima, che ci ha permesso di semplificare il rapporto col partner e dargli però un'informazione più precisa del momento in cui lui è potenzialmente soggetto a un attacco. C'è un'applicazione disponibile, quindi è uno strumento di facile portata su qualsiasi tipo di piattaforma in uso di cellulare, non c'è bisogno di comprare troppa nuova tecnologia, e questo è il tipo di semplificazione forse che possiamo portarti come esempio. Perfetto. Ci sono, diciamo, delle imprese particolarmente interessanti per Agritech con cui vorreste collaborare, cui vorreste proporre i vostri servizi? Allora, ci sono sia tutte le imprese che hanno un'alta dotazione di meccanizzazione, che è interessante come dire, poterci lavorare, perché ovviamente avendo una grande dotazione diciamo un grande parco macchine, magari anche avanzato, hai possibilità questo dato appunto di farlo girare, di prenderlo dal satellite, di farlo arrivare in trattrice, di ricondurlo su un gestionale, di fare tutto il giro con questo dato, che è, come dire, anche confortante da un punto di vista lavorativo nostro. Ma la sfida maggiore è proprio su chi ha magari semplicemente solo un cellulare, che non avendo un parco macchine avanzato, ha comunque delle macchine che funzionano benissimo, però sono macchine che sono meccaniche, che si aggiusta da solo, quindi c'è tutta un'expertise nascosta che in qualche modo ci stiamo perdendo con tutta una parte di passaggio elettronico innovativo. E lì è forse un'altra sfida che è ugualmente interessante rispetto a chi ha un parco macchine appunto esteso, che è interconnesso. Il non connesso è forse più una sfida teorica, da un punto di vista proprio umano nostro, forse interessante. Beh, direi che qua in Sardegna poi le imprese, le aziende dell'agroalimentare non mancano, per cui si spera che comunque si creino sempre più sinergie. C'è qualche domanda, qualcuno che aveva delle curiosità da fare? Comunque, Emanuele?
ti vogliono risparmiare, mi sembra che ti vogliono lasciare in pace. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere tu in chiusura? No, grazie appunto della possibilità, ma più che della possibilità di questo, la possibilità appunto di aver sentito anche persone che hanno parlato prima di me, che parleranno anche dopo, insomma sono sempre occasioni importanti da in qualche modo poter frequentare nel limite delle possibilità, ma fare un piccolo sforzo per sentire appunto quello che c'è in giro, e quindi grazie di questo. Dai, magari poi dopo facciamo anche un piccolo momento di networking e ci scambiamo un po' di esperienze. Quindi grazie ancora. Siamo venuti per quello. C'è un bar qua a fianco, quindi ci toccherà. Grazie ancora Emanuele e grazie a Sardegna Ricerche. Un applauso. Perfetto, adesso last but not least, come dice qualcuno, mi piacerebbe chiamare sul palco Silvio Pinetta di Bloom Labs. Un'altra realtà giovane, una startup interessante che si occupa anche in questo caso di agricoltura e floricoltura nel dettaglio. La storia appunto di Silvio è particolarmente interessante e particolare appunto. Bloom Labs, indoor farming e intelligenza artificiale per una coltivazione di fiori sostenibile. Questa è la specifica. Corretto Silvio? Intanto buonasera a tutti, sì, questo è l'obiettivo finale. Sì, quindi noi abbiamo come obiettivo quello di utilizzare le tecniche di indoor farming per coltivare fiori in maniera automatizzata in ambienti controllati. Quello che facciamo fondamentalmente è utilizzare delle camere climatiche dove è possibile settare tutte le condizioni, i parametri ambientali per far crescere una pianta, banalmente la temperatura, l'umidità, la luce, tutte queste cose. Quello che facciamo noi però, il vero servizio che vendiamo, dato che queste camere già esistono per gli ortaggi, è sviluppare degli algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di prendere da soli delle decisioni su come comportarsi. Quindi ci sono delle telecamere che guardano ad esempio i fiori all'interno della camera e riescono da sole a decidere se la pianta ha bisogno di una temperatura più alta, di un'umidità più bassa, oppure di cambiare lo spettro della luce o tutta un'altra serie di parametri che possiamo controllare. L'obiettivo viene da alcuni problemi del settore floricolo, che fondamentalmente i fiori, non so se sapete, ma molto spesso ovunque siano stati coltivati, comunque per la maggior parte a livello dell'equatore, quindi parliamo di Etiopia, Kenya, Ecuador, Colombia, comunque tutti i fiori che sono stati coltivati maggiormente lì, vengono spediti in Olanda dove vengono venduti all'asta, poi si va in Olanda, si prendono i fiori e poi rifanno il giro del mondo, quindi è una delle catene più inefficienti che abbiamo e l'Italia abbiamo pensato che era un ottimo motivo, un ottimo punto di partenza, non solo perché mamma era fiorista, quindi io sono di parte. Questo è il dettaglio di cui parlavo, che mi hanno rivelato prima appunto figlio d'arte in questo caso potremmo dire. Esatto, ma anche perché l'Italia comunque ha un mercato di fiori che vale 3 miliardi, siamo i secondi produttori europei, però è un mercato che passa sempre in secondo piano per diversi motivi. Però comunque è un mercato che in Italia è molto forte, abbiamo dei centri di produzione di scambio che sono a Napoli, in Sicilia o in Toscana, in Liguria, molto, molto grandi, e quindi noi abbiamo deciso di portare questa tecnologia nel mondo dei fiori. Ovviamente la tecnologia che facciamo noi come funziona? Dici più, una camera climatica, che cos'è? Dici quanto è grande, come funziona? Quindi la grandezza veramente non è importante, possiamo costruire camere climatiche che sono grandi quanto questa stanza, oppure possono essere anche il triplo o 10 volte più grandi, non è importante. Quello che la vera tecnologia che abbiamo sviluppato noi, le camere climatiche sono fondamentalmente, le possiamo immaginare come delle celle frigo da macellaio, da macello, non sono molto diverse, però poi vengono allestite in modi particolari. La produzione avviene completamente fuori suolo, vuol dire non usiamo terra per coltivare, usiamo 95% in meno d'acqua circa rispetto alla coltivazione tradizionale e inoltre all'interno della camera non è necessario utilizzare pesticidi in quanto le camere vengono sterilizzate e quindi la produzione avviene in ambiente completamente controllato. Una volta che tutto è stato impostato, quindi è stato seminato, a quel punto non si deve fare altro perché l'algoritmo è in grado di prendere le decisioni che portano il fiore a fioritura. Se ci dovesse essere un rallentamento dovuto a dei bulbi magari non perfetti, l'algoritmo è in grado di capire che hanno bisogno di qualcosa in più o di un giorno in più di coltivazione
e aggiusta le condizioni per fare in modo che questi rallentamenti vengano automaticamente superati. Poi invece per quanto riguarda la nostra coltivazione, noi abbiamo iniziato dai tulipani per diversi motivi. Intanto la coltivazione dei tulipani in idroponica è già nota da diverso tempo, e poi i tulipani sono un fiore interessante, intanto sono bulbi, quindi per certe cose sono un po' più comodi, diciamoci la verità, ma poi sono uno dei fiori più venduti. Soprattutto la vendita si concentra in 2 mesi l'anno, cioè noi cerchiamo i tulipani marzo-aprile perché è lì che li abbiamo noi qui in Sardegna, però poi per tutto il resto dell'anno non possiamo avere tulipani, è impossibile coltivarli per una serie di motivi. Quello che permette la coltivazione in queste camere è anche di destagionalizzare completamente la produzione, quindi fondamentalmente noi abbiamo prodotto dei tulipani a giugno senza nessun problema, cosa che in campo sarebbe impossibile per le condizioni climatiche. E inoltre anche il fiore riesce ad avere una qualità superiore nel momento in cui l'algoritmo, ci sono abbastanza dati per sviluppare un algoritmo che sia molto funzionante. E poi i tulipani comunque sono, come detto, più venduti e sono molto richiesti nei periodi in cui non si possono avere. Quindi ad esempio a settembre o comunque ad agosto, a luglio, quando molte persone si sposano, molti vorrebbero i tulipani, nessuno li può avere. Non si possono importare perché in quel periodo, o comunque anche nel periodo attuale, per avere dei tulipani bisogna portarli dall'altro emisfero. Quindi quello comporta 10 giorni di viaggio, i tulipani arrivano già che non arrivano a fine matrimonio, quindi non si può fare. No, molto interessante. Si parlava di hackerare, tu praticamente stai hackerando quella che è la fase produttiva dei fiori, in questo caso di crescita, con questi strumenti, con queste camere. A questo punto lo scenario quale potrebbe essere? La Sardegna come isola dove è possibile coltivare qualunque tipo di fiore, la Sardegna o chissà quale altra regione, perché stai proponendo delle mini serre idroponiche, passami il termine, non so, per renderlo più comprensibile. Sì, no, ma hai aggiunto un punto che non ho detto, che è esattamente quello che mancava alla mia descrizione, cioè oltre a destagionalizzare la produzione riusciamo a delocalizzarla. Per capirci, fiori che in Sardegna proprio non si possono coltivare, non solo per il clima, ma anche per il tipo di terreno, per il tipo di strutture che abbiamo, per la logistica, ma non c'è un mercato abbastanza grande per produrre determinati fiori. Con le nostre camere diventa, passami il termine, quasi banale produrre un fiore che può essere prodotto qua con le stesse rese non lo so, della Toscana, dell'Olanda o di qualsiasi altro posto nel mondo. Molto interessante, anche poi con un 95% in meno d'acqua? Esatto, sì, noi fondamentalmente l'acqua la lasciamo sempre in ricircolo oppure la vaporizziamo, però siamo in grado di recuperare tutta quella che usiamo in un ciclo di coltivazione, quindi l'acqua che gira è sempre la stessa, aggiungiamo i nutrienti solo quando la pianta lo chiede, cioè quando l'algoritmo decide che la pianta ne ha bisogno, e quindi non andiamo a sprecare niente. E poi non dimentichiamoci che i pesticidi nella coltivazione, sia che sia di fiori, di ortaggi o di qualsiasi altra pianta, sono la voce di costo più alta. In alcuni anni noi sappiamo da aziende sarde che producono il fiore deciso, è arrivato a massimi storici ovviamente, però a valere tanto quanto il 50% del costo di produzione. Addirittura? Sì, perché ci sono annate dove ci sono determinate parassiti, funghi che colpiscono proprio la pianta che si va a coltivare e lì la coltivazione è a rischio. Mentre nelle nostre camere si riesce a limitare di parecchio questo problema, sia il rischio di effettivamente contrarre quel problema, ma poi anche limitarlo. Banalmente avere una produzione che può essere fatta in una stanza come questa, anche all'interno della città, anche in ottica di smart cities, permette di evitare di molto l'esposizione a quel tipo di parassita o altri problemi. La contieni, perché appunto sei uno spazio chiuso. A te come è venuta in mente esattamente questa idea? Qual è stata l'intuizione? No, a dire la verità non è che ci sia stata un'intuizione, un'idea geniale, diciamo che la verità è stata una cosa molto... quasi automatica. Esatto, quasi automatica, perché io ho partecipato, noi siamo nati da un percorso dell'Università di Cagliari che si chiama C+, che prima si chiamava C-Lab, quindi magari molti lo conoscono sotto questo nome, e lì abbiamo creato un team. Lì consisteva nell'andare come persone
fisiche, non ci conoscevamo, il gruppo era stato selezionato tra una serie di candidati e lì si creava il gruppo e poi si andava a sfidare tra le varie idee imprenditoriali. Alla fine il mio team eravamo molto gasati sull'indoor farming e allora abbiamo detto non sapevamo come differenziarci, per gli ortaggi già si fa, già più o meno si è fatto tutto quello che si poteva fare, poi ovviamente ci sono innovazioni incrementali però non radicali. Allora a un certo punto io ovviamente avendo mamma fiorista siamo andati ad acquistare dei fiori e mi sono accorto che uno dei fiori che viene usato maggiormente per i morti costava 180 euro a scatola, quando invece il prezzo medio a cui io sapevo che lo vendeva mamma eravamo sui 90 euro a scatola, prezzo di vendita. Allora lì ho capito che effettivamente avevo la risposta sotto il naso, il modo per differenziarci era proprio andare a cambiare mercato, usare una tecnologia che già esiste e ottimizzarla per un mercato in cui non viene usata. La tecnologia che già esiste in questo caso qual è? Esatto, sì, in questo caso parlo proprio delle strutture di indoor farming, quindi le tecniche di coltivazione indoor con controllo climatico. Le camere climatiche infatti non le sviluppiamo noi le forniamo al cliente perché abbiamo necessità che possieda una camera climatica, però non le sviluppiamo noi abbiamo i nostri partner che sotto contratto la portano e la installano in sede al cliente. Quello che facciamo noi è renderla automatizzata, quindi farle prendere le decisioni da sole. Non dimentichiamoci che il mercato di fiori è un mercato molto particolare, nel senso che fare fiori è difficilissimo, cioè proprio un'arte che viene tramandata di famiglia in famiglia e non c'è quasi, non si sa come, però si riesce a tramandare. Molte aziende di fiori diventano specializzate in 1, 2, 3 fiori, cioè i punti di forza sono pochissimi fiori, quindi ogni azienda sa fare quei fiori e quelli deve commercializzare, poi magari fa anche altro per contorno, però la vera produzione sta in 2 o 3 articoli, veramente pochi. Quello che permettiamo noi banalmente è di allargare il catalogo senza richiedere competenze che in campo sono davvero difficilissime. Infatti quello che facciamo noi non è sfidare quel tipo di coltivazione, ma imparare da loro, imparare come viene coltivata una certa pianta, i parametri e le difficoltà che si possono avere nel coltivare un determinato fiore. Per noi è fondamentale, per dirlo all'algoritmo, e tenerne conto, perché lì sono le risposte. No, interessante, cioè, voi siete già operativi o è solo un prototipo? Il prototipo è attivo da febbraio, okay. Abbiamo fatto dei test su tulipani e gigli sotto interesse dai clienti. Devo dire che con i tulipani abbiamo già raggiunto risultati molto buoni e proprio settimana scorsa abbiamo chiuso il primo contratto di try and buy, dove installeremo una struttura di prova in sede al cliente. Dove? Qua in Sardegna. Non posso ancora dire niente, ma a breve si avranno notizie più chiare. E in questa struttura noi siamo in grado di sfornare un tulipano ogni settimana 7-10 giorni, mentre in campo aperto tipicamente richiede 2-3 mesi e in serra richiede circa un mese più la fase di radicamento, che però anche noi possiamo fare nel modo classico. Perfetto, diciamo che attualmente è un progetto B2B, il tuo cliente è l'impresa che vende fiori o comunque li vuole produrre per vendere o per utilizzarli, corretto? Sì, in questo caso noi avevamo 3 clienti su cui puntare, che erano i produttori di fiori, quindi parliamo di serre che coltivano fiori oppure in campo aperto, i grossisti che comunque hanno bisogno di alti volumi e una coltivazione automatizzata non compromette la loro expertise, e poi i fioristi, che sono l'ultimo nodo della catena. Per adesso, a dire la verità, abbiamo chiesto un po' e per adesso siamo focalizzati sui floricoltori, quindi su chi coltiva proprio fiori, e stiamo puntando anche sulle piante da vaso, però sui vivaisti, quindi su chi produce piante da vaso, però noi per ora facciamo solo reciso. Interessante, hai già visto dei competitor magari stranieri, nazionali? Vabbè, i competitor nel mondo dei fiori è banalissimo, però perché con questa tecnologia dico sì, si sa dove guardare, basta guardare l'Olanda e si sa già dove stanno andando. L'Olanda ha diversi punti di forza. Il punto di forza principale è la loro capacità del commercio dei fiori più che della produzione, seppur noi tutti pensiamo che la produzione olandese di fiori sia altissima, non è proprio così, nel senso sono bravissimi a produrre, hanno una expertise pazzesca, però la verità
è che la grande produzione avviene, come ho detto prima, all'equatore, molto spesso da aziende olandesi che hanno acquistato dei terreni lì per ovvie ragioni, cioè del tipo il clima è più favorevole. Il colonialismo. Io lì non metto bocca. Dice la storia. Al 18-22 noi se decidiamo 20, al 18-22 noi se decidiamo 20 è. Quanti ne hai tu appunto? Io ho 25 fino a sabato, 25. Quindi preferisco 25. E quando hai iniziato a pensare a questo progetto? Noi abbiamo iniziato, abbiamo finito nel 2022, abbiamo iniziato a pensarci, poi però ci siamo costituiti ad aprile di quest'anno. Bene. Questa è una bella notizia, vedi che si può fare anche da under 25 qui. Silvio, ancora complimenti perché è una bella idea. Sto pensando appunto poi alla parte eventualmente domestica che potrebbe dare una mano a persone come me che fanno morire qualsiasi tipo di pianta, figuriamoci i fiori. Ho questo talento, non so come mai, spero non ce l'abbiate in tanti. In ogni caso, quindi grazie ancora. C'è qualche domanda che vogliamo fare a Silvio? Qualche curiosità? Anche lei direttrice per la parte domestica, quindi siamo già in due. No, so che ci sono delle start-up che fanno già questo, però non sono mai abbastanza perché c'è una necessità. Qualche altra ci stiamo lavorando. Immagino, anche perché poi la cosa interessante del vostro progetto è appunto una volta validato, una volta messo in funzione, addirittura stai già portando sul mercato, miniaturizzarlo, renderlo scalabile, potrebbe aprire degli scenari veramente importanti e interessanti su questo tipo di settore, che effettivamente è un settore dove il giro d'affari c'è, esiste e potrebbe essere veramente pronto a crescere grazie a questo hacking e alla crescita accelerata dei fiori che state portando avanti. Quindi complimenti per l'intuizione, per l'idea, ma soprattutto per come la state realizzando, perché sappiamo nel caso delle start-up l'idea sia importante, ma alla fine è poi la realizzazione che rappresenta spesso il 95%. Per cui complimenti a voi e in particolare, se posso, al team. Ancora una volta l'importanza del team, la connessione delle competenze e delle risorse che ti può permettere appunto di portare a termine quello che è un progetto. Per cui complimenti ancora a Silvio, bravo, e un applauso che... Posso aggiungere solo una cosa? No, ci teniamo a ringraziare Franca Sardegna Ricerche, insomma a tutti, perché noi siamo figli di Sardegna Ricerche, si può dire, comunque anche noi facciamo parte, grazie anche al voucher startup, ma anche prima del voucher i soldi, i finanziamenti aiutano, ma non sono tutto. La cosa bella di Sardegna Ricerche è che è sempre presente, soprattutto ti aiuta davvero come una mamma, cioè ti protegge e poi esatto, e quindi ci tenevo a ringraziarvi davvero anche per l'opportunità di poter parlare qua, mi fa davvero piacere. Poi io vengo comunque da Orani, quindi sono prestato a Cagliari, però sono di qua, quindi tornare mi piace, parlarne mi piace a casa un po'. Dai, si percepisce anche dalle tue parole quanto ci credi, quanto sei sincero, quindi grazie ancora a Silvio. Silvio era l'ultimo start-upper, quindi l'ultimo protagonista di questo panel, per cui direi che per oggi abbiamo terminato, a meno che non vogliate che vi racconti qualcosa, una barzelletta, o va bene così, perfetto. Tanto comunque abbiamo un programma abbastanza denso, ma comunque molto interessante anche domani. Ricordiamo che il primo panel comincia sempre qui, appunto, alle 12:30 si parlerà di tecnologie quantistiche, applicazioni, per poi proseguire su Einstein Telescope, intelligenza artificiale, startup e tanto altro. Passano anche per la natura, il progetto Caminadores, piattaforme energetiche, connessioni di ogni genere, per cui sarà una giornata domani dalle 12:30 molto molto interessante fino a tarda notte no scherzo, fino alle 22, per cui per voi, per gli amici che vogliono comunque essere dei nostri, sarete sicuramente benvenuti e ci sarà da divertirsi anche. Quindi grazie ancora per essere qua oggi e un applauso a voi.